Da quando c'è questo dosso, io 2 volte all'anno sono a letto con il mal di schiena. A non sopportare più il saliscendi dalle dune artificiali è Marco Sambin, un autista di scuola bus costretto più volte a prendere delle pause dal lavoro per colpa del mal di schiena causato anche dai dossi. Se metti un dosso ogni tanto non è una cosa grave, ma ne stanno affiorando come funghi, sono troppi, e fare 40 dossi, 50 dossi al giorno ti fa mal di schiena, ma forte anche. La professione è usurante perché appunto crea problemi alla schiena con tutte le buche, le vibrazioni che ci sono. Se mi metti anche un dosso ogni 10 metri, allora... I dossi sono altissimi, attraversarli a 30 all'ora è uno sconquassamento pazzesco, soprattutto per i mezzi pesanti come il suo pulmino, in grado di ospitare fino a 40 bambini. Un collega mi ha sostituito un giorno e lui non sapeva che questo dosso andava fatto molto piano, l'ha fatto ai 30 all'ora e i bambini hanno rischiato di farsi molto male. Marco non è l'unico a protestare, assieme a lui ci sono numerosi cittadini. I dossi sono troppi, ci dicono, stanno diventando una vera tortura, altro che sicurezza. Solo in via Ronzella ce ne sono 6. In tutta Mogliano ce n'è un'assurdità. In via Goffredo Mameli, che è un quarto della via Ronzinella, ce ne sono 3, di cui uno è altissimo. I dossi realizzati in asfalto sembrano effettivamente aver causato danni ai veicoli e non pochi problemi, oltre agli spaventi alle persone che li superano alla guida dei loro mezzi. Lei è costretto a delle cure mediche. Sì, sono costretto a delle cure mediche, ma anche a un fermo, mi alzo la mattina magari e non riesco a alzarmi col colpo della strega. I cittadini contrari, assieme a Marco, chiedono immediatamente l'allungamento dell'accesso e discesa dei dossi. Chiedo un compromesso, di smussare almeno le rampe di questi dossi, per favore, perché sono pericolosi per la salute di chi guida tutti i giorni